Accogliere la vita, quella generata e quella fragile, che ha bisogno di una famiglia, accogliere una persona che arriva da lontano. I giovani della diocesi si sono ritrovati a Sestri Levante per la giornata loro dedicata. Hanno percorso le strade del centro e del lungomare provando a confrontarsi con chi incontravano proprio su questa parola, accogliere. È stato bello vedere come delle persone casuali riescono a tirare fuori delle parole che non ti saresti mai aspettato di trovare. La parola accogliere secondo me fa parte di un lungo sentiero. Si parte prima con la scoperta, quindi col cercare di capire effettivamente dove andrai a parare, la competenza, quindi il cercare di tastare effettivamente la situazione, quindi cercare di aiutare anche le altre persone. L'accoglienza probabilmente si trova in questo momento, e poi la responsabilità del cercare di poi effettivamente prendere in mano la situazione e dire ok, io ora posso aiutare tutti gli altri a cominciare questo percorso. Poi l'ascolto delle testimonianze, quella di un giovane giunto a Rapallo 2 anni e mezzo fa dal Senegal. La cosa più importante è quando una persona ha bisogno e vede sempre delle persone che lo vengono a aiutare senza niente, ed è una cosa bellissima. Poi quella di Angela, sposa di Paolo da quasi 20 anni, genitori di 5 figli. Da qualche tempo nella loro casa vive anche un giovane rimasto solo. La Chiesa ci ha accolto e questo ci ha dato poi di rendere questa accoglienza, quindi nell'accogliere i figli che Dio ci ha mandato e nell'accogliere anche ultimamente questo ragazzo che vive con noi, che è veramente Gesù Cristo che è entrato in casa nostra e ha fatto in modo che i nostri figli adolescenti, chiusi in se stessi, si aprissero un po', e adesso, finito di mangiare, non scappano tutti nelle camere ma rimangono a tavola, si parla, si chiacchiera di più e si aprono anche. Lui parla molto con loro e loro si confidano, quindi è proprio una benedizione. Sì. Infine la storia di Simone e Stefano, sposi, genitori naturali di 2 figli e da qualche tempo genitori di 8 bambini in affido. Forse quello che per noi è più importante è il fatto che sia le nostre 2 figlie che i bimbi accolti possano imparare a loro volta ad accogliere, ad aiutarsi. Questo da noi c'è ed è per questo che si riesce ad andare avanti, a sopravvivere e sicuramente ognuno di loro si arricchisce di questo tipo di vita.